La settimana tricolore fa infuriare Gentilini, città paralizzate, lo sceriffo avverte, mai più gare di questo tipo a Treviso e voi potete dire la vostra alla nostra rubrica. Città di Treviso bloccata ieri pomeriggio per la prova a cronometro della settimana tricolore di ciclismo e le lamentele dei cittadini provocano l'ira di Gentilini che promette mai più manifestazioni di questo tipo in città. Vediamo. La partenza a luna sotto il sole cocente di disagi non ne ha creati nemmeno tanti, ma con il passare delle ore la corsa a cronometro per il campionato italiano e la conseguente chiusura del PUT ha mandato in tilt il traffico cittadino scatenando l'ira dei residenti ed il giorno dopo il caos, il vice sindaco Gentilini si scaglia contro questo tipo di manifestazioni e chi le organizza. Città deserta, città blindata, città impedita a tutti i cittadini di venire qua. Quindi ho avuto moltissime lagnanze a tutti i livelli e io non tollero che altri enti si impadroniscano della città di Treviso per le loro iniziative. Se le manifestazioni sono organizzate dal Comune di Treviso allora rispondo io, ma io non voglio rispondere per altri enti o per altri organismi che vadano a farsi le corse ciclistiche o a cronometro attorno al Sant'Artemio, dove in mezzo al Parco della Storga o in altre parti, ma a Treviso no, che sia la prima e l'ultima volta. Una stoccata alla provincia, alla società organizzatrice, ma anche a qualche assessore della sua stessa giunta, non tanto per la gara ciclistica, ma per quella dei camerieri accorpata alla festa dei Buranelli e proprio per questo sottotono rispetto al passato, secondo Gentilini, che auspica scelte più oculate delle manifestazioni da effettuare in centro città. Domani c'è un casino volente, ma mi diverto perché io sono la voce del popolo, gli altri sono forse la voce della politica e allora siamo in piena rotta di collisione.